Martedì 16 aprile, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi vedremo alcuni argomenti anche un po' dolorosi e difficili, incidenti mortali sulle strade di Catania e disagi dei cittadini nel centro storico di Palermo tra furti, spaccio e immondizia. Ma poi parleremo anche dell'addio alla RAI di Amadeus. Ma prima di tutto le notizie delle ultime ore: mafia e politica e bufera a Paternò, i tentacoli di Cosa Nostra su aste giudiziarie, droga, voto di scambio. Tra i 56 indagati in questo blitz che si chiama Atena c'è anche il sindaco Naso. C'è anche il sindaco di Paternò, Antonino Naso, eletto con delle liste civiche nel giugno 2022, tra i 56 indagati dell'operazione Atena dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, partita nel 2019 e rivelatasi l'ente di ingrandimento degli interessi mafiosi della famiglia Morabito Rapisarda di Paternò. Il reato ipotizzato per Naso, in concorso con due presunti esponenti del clan locale legato alla famiglia Laudani di Catania, è di scambio elettorale politico-mafioso. Per lui la procura aveva chiesto un provvedimento cautelare che è stato rigettato dal GIP, che esclude gravi indizi di reato. Arrestato Pietro Cirino, ex consigliere comunale ed ex assessore, che avrebbe messo a disposizione dei clan il proprio bagaglio di conoscenze in un altro filone dell'inchiesta dei Carabinieri di Paternò, coordinati dalla Didia Etnea, che ha portato oggi all'emissione di 17 provvedimenti, tra i quali 15 arresti in carcere, 1 ai domiciliari e, per un avvocato siracusano, la sospensione per 1 anno dalla professione. Oltre alle presunte infiltrazioni mafiose nel voto, infatti, c'è anche il traffico di droga, con 71 kg di stupefacenti sequestrati, e il controllo sistematico delle aste giudiziarie di immobili nelle province di Catania e Siracusa. Dalla denuncia di un imprenditore minacciato e scoraggiato ad acquistare un terreno all'asta, svelato infatti un sistema violento consolidato, volto solo a favorire chi, per recuperare il bene perduto, si rivolgeva in cambio di denaro all'azione mafiosa. 8 le aste inquinate, la cifra incassata dal clan variava, in una occasione versati da un imprenditore 25.000 euro. I soldi spesso andavano in condivisione con il gruppo Assinnata, articolazione della famiglia Santa Paola Ercolano, che certifica un patto di coabitazione tra clan contrapposti, tutto in nome del profitto economico. Ecco, il sindaco di Paternò Naso si è detto estraneo all'accusa. Manifesto, ha sostenuto come sempre la mia piena fiducia nel sistema giudiziario e nei giudici che saranno chiamati a valutare il mio operato. So di essere estraneo all'accusa che mi è stata mossa di voto di scambio, dal momento che tutta la mia vita è stata improntata al massimo rispetto della legge. Così il sindaco di Paternò. Avete sentito nel servizio, il giudice delle indagini preliminari ha respinto la richiesta di arresto per Naso, posizione non penalmente rilevante, ha detto, le prove non sono sufficienti, mancano gli indizi di reato, così il GIP. Adesso l'altra notizia, a Palermo la turista canadese violentata nel novembre scorso ha fatto arrestare 2 uomini, sono accusati di averla appunto stuprata, sono 2 cugini, loro si difendono, parlano di rapporto consenziente e le loro donne li giustificano, ma chat e intercettazioni dicono altro, vediamo. Arriva dal Canada a Palermo per assistere il fidanzato ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale e viene violentata. È successo a una turista che ha fatto arrestare 2 uomini, Agostino e Giuseppe Romano. Ad agganciarla Agostino, dipendente di una cooperativa di pulizie del Policlinico. La ragazza si era rivolta a lui per delle informazioni. Lui la invita a cena. Era gentile, mi sono fidata, ha raccontato agli inquirenti, ma l'uomo la fa ubriacare e chiama il cugino Giuseppe. La violenza è nella stanza del B&B dove la donna alloggiava. Completamente stordita, si è risvegliata in camera la mattina successiva. Perché mi hai fatto questo? Scrive nella chat in inglese. Racconta tutto al fidanzato e fa arrestare i 2. Entrambi si difendono e, come spessissimo accade, dicono che il rapporto è stato consenziente. Intercettate, le loro donne li giustificano. Da un lato con disprezzo li chiamano iettasango, ma quando parlano dello stupro addossano la colpa alla donna straniera, considerata una poco di buono, una che gli si è gettata addosso. Lui ha capito che si poteva
poteva fare, dice la moglie, e così chiamò suo cugino. I mongoloidi hanno capito che questa non capiva niente. Involontariamente dunque confermano che i Romano avrebbero approfittato dello stato di inferiorità psichica della canadese. Fatti gravi avvenuti lo scorso novembre a Palermo, pochi mesi dopo lo stupro di gruppo consumato al Foro Italico, vittima una ragazzina violentata da 7 giovani. Parliamo del ponte sullo Stretto. Il leader dei 5 Stelle, Conte, ha ripetuto il suo no all'opera. Si sta progettando in modo superficiale, ha detto, un'infrastruttura che non servirà, servono invece ferrovie e strade in Sicilia e in Calabria. Oggi conferenza dei servizi a Roma. Un pomeriggio ventoso, accolto a Torrefaro il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha incontrato cittadini e movimenti no ponte. Conte ha effettuato un sopralluogo nell'area dove dovrebbe sorgere il pilone, qui nella via Circuito di Torrefaro, ha parlato con i residenti che devono fare i conti con gli espropri. Abbiamo raccolto testimonianze in Calabria e qui adesso in Sicilia di tutti coloro che si lamentano per questa infrastruttura, per questo progetto che concepito in questi termini, impostato in questi termini, non ha alcuna utilità pubblica. Togliere dai fondi FSC della Sicilia 1.300 milioni che servono per realizzare una Siracusa-Gela, che da una vita che attende di essere realizzata, per essere tutti qui versati insieme a tanti altri miliardi, un pozzo senza fondo, per un'opera che non sappiamo neppure se verrà mai realizzata, perché ovviamente i tecnici, gli esperti ci segnalano grandi criticità ingegneristiche, ambientali e trasportistiche. È veramente una follia. Realizziamo impianti idrici che servono in questo momento. La Sicilia è senza acqua, forse questi sono gli investimenti che davvero servono. Intanto oltre 40 persone tra professionisti, magistrati, avvocati, docenti universitari hanno presentato un esposto alle procure di Reggio Calabria e Messina alla Corte dei Conti. I professionisti hanno messo insieme carte e documenti per contestare la legittimità del ponte anche dal punto di vista procedurale, soprattutto gli ultimi 2 passaggi dell'iter, il parere del Comitato Scientifico della Stretto di Messina e la successiva delibera di approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione della stessa società. Vediamo cosa dicono i quotidiani con Angelo Gagliano. Sì, cominciamo da Repubblica Palermo stamattina e partiamo proprio dalla vicenda legata al ponte, via agli espropri contro il ponte. E Conte opera scellerata, questo è il suo virgolettato, denunce da Calabria e Sicilia, spreco illecito di fondi statali, leader del Movimento 5 Stelle, altre le urgenze. E poi sempre sulla prima pagina contro i roghi, vasche di acqua marina, la regione ne ha acquistate 37 da collocare nelle zone interne dell'isola. Questo sulla prima pagina, ma se andiamo all'interno vedete Conte fra i no ponte, un'opera scellerata, la Sicilia ha bisogno di strade e di acqua. Folla a Torrefaro per ex premier affiancato da Antoci, capolista alle europee, esposti giudiziari sulle 2 rive dello stretto, spreco illecito di fondi statali e ancora al raduno, nel luogo in cui è previsto un pilone alto 400 metri, pure il ristoratore che rischia di sloggiare. Ho paura per me e per i miei 12 dipendenti. E ancora c'è l'intervista al sindaco di Messina, Federico Basile. Non dico no, ma ho paura che i cantieri affossino la rinascita della città. Questo è il pensiero del sindaco di Messina. A proposito di antincendio, l'abbiamo visto nella prima pagina di Repubblica, SOS siccità, la regione corre ai ripari, 37 vasche da riempire con acqua presa in mare. E ancora, vedete, poi c'è un caso che va evidenziato, gara deserta, gli elicotteri volano verso le zone di guerra. Questo è un altro problema, perché la Sicilia non potrà contare sugli elicotteri pesanti propri per affrontare la campagna antincendio che verrà avviata tra un mese, perché l'economia che ruota attorno alle guerre paga di più. Questa è dunque la situazione. Allora restiamo su Repubblica Palermo, che torna sulla violenza di questa giovane turista canadese. Dopo 5 mesi arrestati i violentatori, Agostino e Giuseppe Romano avevano circuito la donna con la gentilezza. La vittima era giunta a Palermo per assistere il suo fidanzato, ricoverato al Policlinico dopo un incidente stradale. Il racconto su Repubblica. E poi vedete
Siamo a Palermo proprio città, sigilli al parcheggio dell'ospedale Villa Sofia, affidato senza gara. Il terreno è dell'azienda che lo aveva dato in concessione all'Automobile Club. Questo è dunque il racconto di quest'altra vicenda. Poi ancora, adesso siamo sulla prima pagina della Sicilia, eccolo qui il titolo, anzi i titoli principali: aste giudiziarie truccate, imprenditori amici, sindaco di Paternò indagato ma salvato dal GIP. Questo è il blitz contro il clan Morabito Rapisarda. Poi le altre notizie: Israele all'Iran, risponderemo duramente, Teheran allerta le difese aeree e minaccia la nostra reazione sarà pesante. E ancora il risico, il grande gioco delle alleanze in Medio Oriente, la sicurezza in Italia, focus su lupi solitari ed eventi affollati. Evidentemente si temono delle azioni terroristiche. Poi la notizia che stamattina si ritrova su tutti i quotidiani e di cui ci occuperemo anche fra non molto: Amadeus lascia la Rai, ieri l'annuncio, un addio non senza dolore, finisce anche l'era degli Amarello. Questo è il titolo della Sicilia. Ancora a Palermo, turista canadese violentato in un B&B, 2 arresti, le mogli lei lì provocava. E ancora, qui c'è un caso, vi vorrei sottolineare, particolarissimo: clonato calabrese, forse gli hacker russi dietro il falso profilo del nutrizionista che è stato, diciamo, riprodotto, immaginiamo, con l'intelligenza artificiale. L'emergenza siccità, come il governo siciliano pensa di aiutare la Sicilia assetata. Su questo tema, vedete, è in arrivo il decreto da Roma, una corsia speciale per l'agricoltura, la dichiarazione dello stato di emergenza nel CDM di questo giovedì o la prossima settimana. La Sicilia è a rischio desertificazione. Questo è l'approfondimento della Sicilia nelle pagine interne, ma intanto torniamo all'operazione di ieri. La mafia catanese vuole fare il salto, colletti bianchi a servizio dei clan. A Paternò l'operazione Atena scoperca i nuovi affari dei Morabito Rapisarda. E poi il blitz che scuote Paternò, il sindaco parla di, abbiamo sentito, accuse assurde, naso io estraneo, il GIP, come detto, no agli arresti. Questo è quanto per quanto riguarda la cronaca. Poi invece parliamo ancora di rifiuti, di discariche appesi alla regione, vertice dell'assessore Tomarchio con il presidente Schifani. Siamo sulla pagina di Catania. Al comune destinati 18 milioni. Nella prima manovra di risanamento sarà inserito il capitolo sugli extracosti sostenuti dagli enti locali. Dunque parliamo di rifiuti. Ancora promessa mantenuta, da ieri a San Berillo si mettono a punto le telecamere per il controllo del territorio. Poi c'è una curiosità: ipocondriaco, girava agli ospedali ogni mese per farsi curare gratis. Si tratta di un 55enne di origine veneta che era stato denunciato dalla polizia per sostituzione di persone. A ottobre si era presentato al Cannizzaro, poi a Caltagirone, ma un medico lo ha riconosciuto ed è stato dunque bloccato in questo suo tentativo. Parliamo adesso della prima pagina delle notizie sul Giornale di Sicilia. Anche qui si parla di rifiuti, una tregua antistangata. Sul tavolo l'ipotesi di un rinvio di 2 mesi del pagamento della Tari per evitare maxi aumenti, ma entro luglio la Regione, oggi a secco, dovrà trovare almeno 45 milioni per i comuni. L'intesa tra Schifani e l'ANCI. In ballo ci sono gli extra costi per lo smaltimento all'estero che i sindaci non sono in grado di sostenere. E vedete, deserta la gara per l'acquisto di 2 elicotteri contro gli incendi. Abbiamo detto che gli elicotteri vanno da un'altra parte. A Caltanissetta altre accuse di Venturi al sistema montante. Il test in aula parla dei finanziamenti per le campagne elettorali. Anche qui in 56 sotto inchiesta, mafia politica, bufera a Paternò. Nel catanese la turista canadese stuprata in un B&B, scattano 2 arresti, nuovo caso shock di violenza a Palermo. Come sempre la ritroveremo su tutti i giornali questa foto. Amadeus lascia la Rai. Non è stato facile, il conduttore dei record va alla 9, è tempo di nuovi sogni, ha spiegato, sottolinea, mai fatto richieste per favorire i miei familiari, Viale Mazzini, avanzate
tutte le proposte possibili. Evidentemente forse non c'è stata la possibilità di trovare un punto di incontro, che immaginiamo da un punto di vista economico chiaramente. Adesso siamo alla Gazzetta del Sud. Conte, il ponte non ha alcuna utilità. Questo è il pensiero del leader del Movimento 5 Stelle. Intanto il sindaco presenta le osservazioni sull'opera. Oggi la conferenza dei servizi a Roma. Il leader del Movimento 5 Stelle, dopo il tour in Calabria nel pomeriggio di ieri, è arrivato a Messina e vedete la folla a Torrefaro in questa fotografia che viene proposta per l'appunto sulla Gazzetta del Sud. Parliamo anche diciamo di cronaca, perché sono stati diversi furti nei negozi in centro a Messina, ci sono stati 2 giovani arrestati, la notizia viene riportata, e poi ancora vedete nuovi guai per la mafia dei Pascoli, un indagato va ai domiciliari, sequestrati altri titoli Agea tossici, un virgolettato. E poi ci proiettiamo in qualche modo anche alle altre vicende. Tel Aviv irremovibile prepara la risposta all'Iran. Prima di fermarci facciamo vedere anche qualche notizia di calcio. Siamo sulla pagina dello sport della Sicilia, felicità a Catania, tutta la città esulta e ora sogna i playoff. Pensate, 19.700 spettatori contro il Messina, più presenza nella gara di C, Sassuolo Milan 19.199, lo sciopero per 15 minuti, poi l'incoraggiamento a oltranza, la vittoria di domenica firmata anche da un pubblico di Serie A, scrive la Sicilia. Parliamo del derby, ma visto invece dalla prospettiva di Messina, con il titolo che ha la Gazzetta del Sud: Messina derby amaro, post d'orgoglio, Capitan Ragusa contenti della prestazione, meritavamo di più, è mancato solo il gol. E allora, visto che ci siamo e stiamo parlando di sport, non possiamo non parlare del Palermo. Il Palermo però delle occasioni perdute, vantaggi sprecati, 18 punti gettati al vento. In 8 occasioni la squadra è stata ripresa dalle squadre avversarie. Parma, Cremona e Como le partite simbolo di una fragilità congenita, e dunque questo è, diciamo, il momento non proprio positivo, felicissimo per il Palermo, che oggi in campionato è sesto in classifica. Mi fermo qui e tra poco quindi dopo. I quotidiani nazionali, sempre con il nostro Angelo Gagliano. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. Allora, prima pagina del Corriere per cominciare questa mattina, con Israele pronto al contrattacco. Questo è il titolo di apertura. Non abbiamo alternative. Gli Stati Uniti provano a mediare, l'Iran la replica sarà ancora più dura. Medio Oriente è fallito per metà il lancio dei droni degli Ayatollah. Mattarella, ora la NATO stia attenta al fianco sud. Questo è il monito del Presidente della Repubblica, ma intanto anche l'Arabia nella coalizione anti-Teheran. Questa è la riflessione di stamattina. C'è anche una componente araba nella coalizione che ha neutralizzato l'attacco iraniano contro Israele, un punto a favore della diplomazia degli Stati Uniti in Medio Oriente. Questa è una novità assoluta anche questa. Avevamo parlato di Giordania, adesso anche l'Arabia Saudita. Il successo di Israele e dell'America nell'intercettare gran parte dei droni è dovuto anche alla cooperazione di alcuni paesi arabi, e quindi insomma... Che sono probabilmente quelli sunniti che sono ostili agli sciiti iraniani. E allora, poi fotonotizia, stavolta al centro della pagina: Trump a processo, lotto per la libertà, la prima volta di un ex presidente alla sbarra. E il racconto poi anche nelle pagine interne, come abbiamo detto, Amadeus Rai e addio, una scelta non facile. Stamattina la notizia è praticamente su tutti i giornali, sia sulle prime che sulle pagine interne. E poi a Firenze un giovane calciatore di 26 anni, malore in campo, non c'era il medico, infarto sul campo di calcio senza medico. Mattia aveva 26 anni, non ce l'ha fatta. Poi ancora sulle prime pagine nazionali, con Repubblica,
parla di Medio Oriente, Israele, attacco inevitabile. Il ministro della difesa Gallant: risponderemo all'Iran, la Casa Bianca, Netanyahu conosce la nostra preoccupazione ma decide da solo come difendersi, bozza di vertice. Poi ancora dell'Unione Europea, i 27 paesi condannano la Repubblica Islamica, la diplomazia europea preme sulla Cina per una mediazione che eviti l'escalation. Teheran intanto è divisa tra propaganda e paura mette in massima allerta le sue difese aeree, perché si teme a questo punto chiaramente un nuovo contrattacco, una risposta. La Rai di Meloni perde Amadeus: non avevo chiesto nulla per i miei familiari, questo è quello che dice il conduttore. Firma per la Warner Bros. E va sulla 9, dunque con nuovi progetti da proporre. Imputato Trump, il primo processo ad un ex presidente, anche qui su Repubblica in prima pagina. Siamo adesso sulla Stampa: risposta all'Iran, Israele diviso, questo è il titolo della Stampa. Drammatico gabinetto di guerra, i falchi attacchiamo, l'Occidente prova a frenare Netanyahu e Biden è pronto a mandare nuovi aiuti se legati al sostegno all'Ucraina. L'Unione Europea serve un super scudo anche per Kiev, quindi si parla di uno scudo complessivo per l'Europa. E ancora vedete l'analisi su quello che accade in Medio Oriente, perché Gaza è ancora più isolata. Questa è una riflessione che viene fatta stamattina da Francesca Mannocchi, e c'è l'intervento anche del Presidente della Repubblica Mattarella: serve subito un esercito europeo. La prima pagina con la foto notizia, vedete Trump sfida all'America, il titolo scelto da stamattina dalla Stampa: processo per la corruzione di una pornostar, mi batto per 300 milioni di miei concittadini. Questo il pensiero di Trump. Sulla Stampa: strappo di Amadeus, vado al 9 e la Rai ora rischia di perdere il Festival di Sanremo, perché nel 2025, l'anno prossimo, scade la convenzione con il comune di Sanremo. Vedremo evoluzioni e sviluppi di tutto questo. Adesso il Sole 24 Ore, che ha foto notizia, anche il quotidiano economico, vedete: imminente l'attacco israeliano all'Iran, paura a Rafah, esodo verso Gaza Nord, allarme dei media americani. Quindi anche il giornale economico per eccellenza del nostro paese, vale a dire Sole 24 Ore, ha questa foto notizia in apertura sul conflitto in Medio Oriente. La prima pagina di Avvenire: la scelta di Israele, pressing internazionale per la cautela, ma il governo Netanyahu si dice pronto ad una risposta imminente e inevitabile. L'Italia è in allerta per i lupi solitari. Dopo l'attacco iraniano, in gran parte respinto, sarà adesso l'ansia per la reazione di Gerusalemme. E ancora sulla prima pagina di Avvenire altre vicende che riguardano e approfondimenti. Vedete, al tavolo dei negoziati, il mondo in mano a leader troppo deboli per vere svolte. La società civile in Italia, c'è chi parla ancora di pace, conflitti decisi dagli anziani. Quindi insomma sono delle riflessioni che vengono fatte stamattina sul quotidiano dei vescovi italiani. Il Fatto Quotidiano, eccolo qui il titolo: combattiamo i tiranni diventando come loro, critica Israele, vietato l'ingresso a Varoufakis. Vedete, professoressa ebrea zittita, l'Università di Colonia revoca a Fraser l'invito a parlare, il governo bandisce il docente, già ministro Greco, e Baccaro dice la libertà è a rischio. Insomma, come sempre poi ci sono dei risvolti particolari che vengono riportati dal Fatto Quotidiano. Il Giornale: lo strappo di Israele, il mondo con il fiato sospeso, Tel Aviv tira dritto, Netanyahu presto l'attacco ma non di pancia, Teheran aspetti nervosamente, gli USA prendono le distanze e non saremo coinvolti. E poi ancora Bibi e il piano in 5 punti per fermare gli Ayatollah. Questo è dunque la riflessione. Allarme del Viminale, rischio lupi solitari, è un tema che si ripete anche questo stamattina su diversi quotidiani. La Verità
Gli espropri verdi sfregiano l'Italia, un decreto di Draghi ha dato via libera ai privati che ora si scatenano. Il DL Semplificazione concede di prendersi aree coltivate e boschi per fare impianti di rinnovabili. I proprietari legittimi, esautorati da società che spesso sono paravento per multinazionali straniere, quindi una ricostruzione, e poi colture e paesaggi deturpati con mostruose pale eoliche o chilometri quadrati di pannelli solari, scempi da nord a sud nel silenzio generale. Questo è quello che scrive stamattina La Verità. E poi commissioni d'oro per le mascherine cinesi, chiesta la condanna per Arcuri, l'ex commissario speciale per l'emergenza Covid. A Bari ogni giorno, la città di Bari ogni giorno ha un suo indagato del PD, scrive ancora La Verità. Velenoso questo titolo. Assolutamente sì. Siamo sull'Unità. Ecco le prove. A Cutro fu strage di Stato, i colpevoli sono la destra e il governo Draghi. Questa è una riflessione di Piero Sansonetti che scrive stamattina. Spunta la mail segreta che vieta i salvataggi. E ancora a parlare l'ex sindaco di Venezia Cacciari. Qui basta una Sarajevo qualunque e scoppia tutto. Dunque, come sempre, Cacciari è molto attento ai fatti, non solo italiani ma internazionali. La corda spezzata con l'Iran, anche questa ci riporta in Medio Oriente, in quell'area piuttosto difficile in questo momento. Addio senza strilli, pacco di Amadeus alla sinistra. Il conduttore lascia la RAI ma rifiuta la parte del martire alla Fazio. La politica non c'entra, delusione di PD e soci. Un punto di vista, diciamo, diverso stamattina di Libero. Smascherato Arcuri, chiesta la condanna per l'uomo di Conte, rischia 1 anno e 4 mesi per quelle che sono le richieste. Lasciamo anche il quotidiano Libero, siamo adesso sul Riformista che punta l'attenzione sulle parole di Mattarella. NATO vuol dire pace, atlantismo e identità della Repubblica, ora difesa comune dell'Unione Europea. Il governo è allineato a USA e Francia, il PD timido sostegno, 5 Stelle in silenzio, ci pensa allora il capo dello Stato a pronunciare le parole giuste. Quindi scrive così il Riformista, che poi ha, vedete, la crisi in Medio Oriente in primo piano con questa foto, il dilemma di Israele, reagire senza incendiare, che non è facile perché, voglio dire, si potrebbero scatenare reazioni di diversa natura. Il Manifesto stavolta ha Netanyahu in primo piano, la foto perché Netanyahu rilancia, no? Una sorta di partita a carte, a poker. Israele non ascolta nessuno, scrive il Manifesto, né Biden né l'Unione Europea, avanti con l'attacco all'Iran. Il premier che ha costruito una carriera sullo scontro con Teheran è pronto ad aprire una crisi senza precedenti e Gaza scompare insieme alle bombe sugli sfollati e alle fosse comuni allo Shifa. Questa insomma la situazione è davvero poco, diciamo, è drammatica, questa situazione è davvero drammatica. E poi c'è il tempo per vedere la prima pagina del Tempo, guarda caso, l'Italia anti-ebrei, il titolo è questo, la tendopoli contro Israele alla Sapienza, l'allarme jihadista, le svastiche sui muri, ecco il paese antisemita che parte dalle università, Carrai, colpa della sinistra. Chiaramente anche qui c'è una visione da un certo punto di vista. Ancora parla il generale Figliuolo, il paese si prepari a ogni eventualità. E poi diciamo le parole, risentiamo le parole di Netanyahu, colpire l'Iran. Questo è il pensiero del presidente, diciamo, di Israele. Chiudiamo con le ultime 2 pagine nazionali. Intanto c'è l'Osservatore Romano che ha questa foto piuttosto forte in prima pagina. Si fermi ogni azione che alimenta la spirale di violenza in Medio Oriente. Al Regina Coeli la preoccupazione di Papa Francesco per l'aggravamento della situazione, diciamo, sulla regione. E vedete questa foto che riprende e fa vedere come siano in movimento masse impressionanti di persone che fuggono ovviamente da Gaza, e il segretario dell'ONU sull'orlo del baratro allentare la tensione. L'ultima, prima che andiamo a vedere, è quella della Nazione.
con intanto ancora una foto di Amadeus, non è la Rai, questo scrive stamattina il quotidiano di Firenze. Amadeus dice addio alla TV di Stato, passerà al 9, il messaggio scelta difficile, pronto ad un ricco contratto, ma intanto anche qui Israele avverte, raid contro l'Iran, Tel Aviv risponderà all'attacco di Teheran, ma non sarà una guerra regionale. Queste sono le previsioni, staremo a vedere cosa succederà. Mi fermo qui. Fra poco, la settimana nell'estate di Catania, ci sono stati un paio di gravi incidenti mortali purtroppo, ma intanto adesso diamo un'occhiata al tempo e poi ci ritroveremo insieme. Ancora buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con tempo a tratti instabile sul nord-est e sulle regioni meridionali per il transito di 2 perturbazioni. Altrove invece ampi spazi di cielo sereno. Sulla Sicilia condizioni di variabilità nel corso della giornata di martedì con qualche fenomeno sparso che interesserà principalmente le coste settentrionali. I venti saranno in rinforzo, dunque sostenuti, con mari infatti localmente anche mossi, specialmente al largo. Temperature massime in flessione, valori infatti che saranno compresi tra i 23 e i 27 gradi. Nel corso della giornata di mercoledì ancora tempo a tratti instabile sulla Sicilia, ma poi tendenza al graduale miglioramento. Ritorneranno infatti ampi spazi di cielo sereno, ma attenzione ancora ai venti forti, con mari infatti localmente anche agitati. Le temperature massime saranno in ulteriore calo di qualche grado, valori infatti che si aggireranno intorno ai 20-21 gradi. Ma per maggiori dettagli in merito alle vostre località, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo. Racconto solo la Sicilia migliore e ve la racconto il sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia con Isola Verde, l'occasione migliore per conoscere i luoghi, le storie, le tradizioni, i personaggi, gli eventi di questa terra che non finirà mai di farci innamorare. E allora vi aspetto tutti a bordo di Isola Verde. Eccoci di nuovo in diretta, siamo con 2 ospiti che ci fa molto piacere ricevere, la dottoressa Marica Sanfilippo che è dirigente della sezione della Polizia Stradale di Catania, buongiorno e benvenuta, e il commissario Gabriele Ferraro, commissario referente dei progetti di educazione stradale. Buongiorno. Perché li abbiamo invitati? Perché purtroppo a Catania ci sono stati negli ultimi giorni almeno un paio di incidenti mortali molto gravi, uno ha visto la morte di uno storico militante della destra catanese, 60enne Coco, che era in moto e è successo a San Giuseppe l'Arena, e ancora sempre su un'altra motocicletta Fiammingo, anche lui è rimasto purtroppo, ha perso la vita perché una macchina gli ha tagliato la strada dopo, malgrado ci fosse la doppia striscia continua, e sono vicende tremende, vero dottoressa? Senz'altro, la morte è sempre una cosa tremenda e lo è particolarmente quando avviene a causa di un incidente stradale, perché l'incidente stradale, è bene che ognuno di noi ne prenda coscienza, è sempre evitabile, perché sempre causato dalla scarsa attenzione o dell'automobilista, talvolta potrebbe essere anche della vittima, poi insomma ogni caso va approfondito. In città sicuramente statisticamente si vede che la principale causa degli incidenti è proprio il mancato rispetto delle regole di precedenza o il mancato rispetto dei semafori. Diversamente, per esempio, che sulle autostrade, che sono quelle che percorriamo noi diciamo, e che curiamo particolarmente come polizia stradale, in cui la principale causa è la distrazione. Eppure, mi scusi, eppure gli incidenti, le statistiche dicono che diminuiscono, anche quelli mortali. Senz'altro, sì. Anche
Sì, c'è anche da dire questo, che gli incidenti diminuiscono. Effettivamente la Polizia Stradale in questi anni è impegnata sempre nell'opera di sensibilizzazione nei confronti dei giovani per quanto riguarda l'educazione stradale, quindi questo è un fattore sicuramente importante. Ecco, i primi risultati incominciamo a vederli. Ecco, e malgrado questo succedono poi delle tragedie come quelle che vi abbiamo appena raccontato. Vediamo un po' di approfondire meglio forse la questione delle cause. Alta velocità. Allora, l'alta velocità insieme appunto alla distrazione e al mancato rispetto delle regole costituisce una delle 3 cause principali. Eppure, quindi le 3 cause sono l'alta velocità, la distrazione. Allora, se dovessimo parlare appunto in termini di proporzione, probabilmente, o più che probabilmente, la distrazione è la principale delle cause. La distrazione. Segue il mancato rispetto delle regole di precedenza ed ancora la velocità. Nel corso del tempo ci sono state anche delle evoluzioni rispetto agli eventi lesivi causati da queste 3 concause. Per esempio, io appartengo a una generazione nella quale si andava in motorino a 14 anni senza avere conseguito alcuna patentino, senza portare il caschetto. Probabilmente le mie figlie da ragazzine, quando dovevano conseguire questa patente, dicevano: mamma, beata te che ci potevi andare così. E invece no, perché i dati ci dicono tutt'altro, che l'aver reso obbligatorio il casco, l'aver reso obbligatorie le cinture di sicurezza hanno prodotto nel tempo una significativa riduzione degli eventi Ma il lesivi. casco a Catania lo portano tutti oppure c'è ancora, come dire, una fascia che... C'è una certa resistenza, non sfugge a nessuno, come purtroppo non sfugge a nessuno che il fenomeno dell'uso del telefonino, oltre che per fare telefonate, per parlare sui social, per scambiarsi il messaggino, è addirittura trasversale. Prima forse vedevamo solo i ragazzini, oggi dobbiamo constatare con dispiacere che anche le mamme di famiglia, persone che dovrebbero avere un senso di responsabilità, invece sono irresponsabili. Noi per questo, attraverso i nostri progetti elaborati dal Ministero, dal nostro servizio polizia stradale, strutturati e anche migliorati ogni anno, cerchiamo proprio di buttare un seme nel senso dell'educazione stradale sin dalla più tenera età. Però della distrazione voi parlavate, scusi, già ancora prima che ci fosse questa diffusione a macchia d'olio di telefonini, era già una componente... Certo. Forse la prima. Noi la attribuiamo adesso al telefonino, ma non è solo il telefonino. La distrazione può essere anche data dalle emozioni che noi proviamo durante la guida, no? Perché se lei ascolta la musica e le provoca un'emozione positiva, anche bella, questo può provocare una forma di cecità disattentiva, cioè io guardo quello che sto facendo, ma di fatto non sto vedendo, quindi guido in una forma un po' così distratta. Sì. Ecco. E questo c'era anche prima dei telefonini, questo è importante perché voi lo dicevate, io mi ricordo, avevo fatto diverse trasmissioni con voi, e questo era denunciato questo fatto. Le emozioni molti non lo capiscono, non si rendono conto che in realtà è un problema di concentrazione la guida. È un problema di concentrazione. Cioè io se faccio una cosa non mi posso distrarre, non sono programmato, così come dico ai ragazzi, per il multitasking. Mentre noi invece ormai se facciamo una cosa dobbiamo farne almeno un'altra, se non 2. Però di fatto l'essere umano non può farlo. Se io mi concentro alla guida devo solo ed esclusivamente guidare. Ora per questo voi fate dei corsi, fate delle lezioni, educazione. Sì, noi già la Polizia Stradale è sensibile a questo, lo è stata sempre, ma da 24 anni curiamo un progetto che si chiama Progetto Icaro, che ha come partner fatto di concerto col Ministero dell'Istruzione, il Ministero dei Trasporti, l'ANAS, la Facoltà di Psicologia dell'Università La Sapienza, e quindi con questo progetto diversificato in funzione delle fasce di età cerchiamo di infondere quelle che sono le regole della sicurezza stradale. Coinvolgendo i giovani, gli studenti, coinvolgendo i giovani, sì. Diciamo, io dico sempre, accendiamo il lumicino da 3 watt, poi sta ogni giovane svilupparlo, farlo diventare una lampada da 1000 oppure lasciarlo così a 3 watt. Però ci sono, dottoressa, lei l'ha già detto, c'è anche questo problema molto serio del fatto che si violano le regole, cioè io effettivamente vedo in giro, ma non solo qua nella città di Catania, io vengo da Roma, dove sono stato tanto tempo, Milano, dove sono stato tanto. Se uno deve girare a sinistra prende e gira, cioè è incredibile questa cosa qua. Sì, è incredibile e purtroppo sempre diffuso.
E ripeto, per questo tra l'altro è trasversale a tutte le età, non è il ragazzino che come sappiamo ha una soglia, diciamo, dell'attenzione o comunque della responsabilità più bassa, ma lo vediamo fare anche a persone adulte. Inconsapevoli veramente dell'enorme carico di dolore che si può provocare per non aver fatto il giro corretto per immettersi in una strada, non solo a chi ne subirà le conseguenze perché subirà una lesione, per non parlare degli eventi più gravi, ma anche a chi le provoca, perché comunque è qualcosa che sconvolge la vita. Allora io dico, se non riusciamo ad avere la sensibilità di comprendere che da un nostro gesto, che possiamo definire stupido, perché perdere qualche minuto in più per immettersi nella strada corretta come si deve fare è qualcosa che ci costa poco. Anche secondi delle volte. Anche secondi che valgono una vita. Ci sono secondi che valgono una vita. E poi c'è un altro problema che dobbiamo avere il coraggio di affrontare. Non tutti hanno il controllo del mezzo che guidano, non hanno quella padronanza, come diciamo noi veterani della guida. La concezione del veicolo proprio, perché io se guido un veicolo devo conoscere il mezzo che sto guidando, questa è una cosa importantissima. E questo non sempre Non avviene. sempre è così, no, perché c'è magari una scarsa cultura da questo punto di vista, cioè io salgo su un veicolo, non l'ho mai guidato, magari non conosco neanche a quanto va fatta la pressione delle ruote, no? E questo può sembrare una cosa banale ma è importante, quindi la concezione del veicolo è sicuramente una cosa molto importante. E questo secondo me si è acuito con le auto elettriche, o è una mia impressione? Perché l'auto elettrica prende e va e sembra che vada da sola, no? C'è però anche un risvolto della medaglia, che le nuove strumentazioni delle quali sono dotate le macchine più moderne abbiamo visto che hanno inciso invece positivamente. Funzionano e hanno sicuramente contribuito a far diminuire il numero degli incidenti. Rimane sempre molto alto il numero. Quali sono questi strumenti in cui si sono dotate i mezzi, le auto, eccetera? No, diciamo, incominciando già, se noi ci pensiamo, in fondo, anche alla fine, diciamo, degli anni 70, degli anni 80, quando venne introdotta anche la cintura di sicurezza, fu la prima. Prima non era obbligatorio. Giusto. Addirittura divenne obbligatorio nell'88 sui sedili anteriori e più tardi, credo, se non ricordo male, intorno al 2000, sui sedili posteriori. Oggi ci sono naturalmente strumentazioni invece efficientissime che riportano la macchina in corsia, ovviamente anche l'airbag è sicuramente una strumentazione che salva la vita, quindi questa diminuzione che noi abbiamo registrato tra il 2010 e il 2020, una significativa riduzione di circa il 30% della mortalità rispetto agli incidenti registrati, sicuramente è dipesa anche da questo. Questo è molto importante ed è giusto e importante che l'abbia sottolineato. L'ultima cosa di cui vorrei parlare, adesso senza voler colpevolizzare nessuno, ma insomma c'è questa mania delle challenge, delle sfide sui telefonini, dove ci si sfida praticamente nelle macchine. Abbiamo visto anche, purtroppo sono successi drammi importanti come quello che c'è la gara a stare 12 ore in macchina senza mai fermarsi e poi quello è andato contro una macchina e investito e ucciso un bambino di pochi anni. Noi quello che diciamo sempre ai ragazzi durante gli incontri è proprio questo, cioè di non farsi prendere dalla sfida, di evitare di seguire alcune challenge, si chiamano adesso così, le chiamano così, si le chiamano così, di seguirle e cercare di non fare la sfida proprio con il pari, cioè con un altro ragazzo che sta accanto e dimostrare magari qualche cosa che non si può fare o comunque di non seguire gli esempi sbagliati. Io dico sempre ai ragazzi, cercate di imparare alcune regole che non sono scritte da nessuna parte, ed è quella di prevedere, tollerare e superare gli errori degli altri. Quindi se magari io vedo un mio amico, un compagno di classe, qualcuno che sta accanto a me che ha iniziato per gioco o comunque per sfida, diciamo così, un qualche cosa di sbagliato, cercare di dissuaderlo nel fare questo. Invece di seguirlo, invece di seguirlo, sì. Grazie, informazioni e suggerimenti molto importanti, complimenti per il vostro lavoro, grazie per quello che fate. La dottoressa Marica Sanfilippo e il commissario Gabriele Ferraro. Adesso facciamo una breve pausa e tra poco ci occuperemo d'altro, parleremo di Amadeus, anche noi, ne parlano tutti, finiamo per parlare anche noi. State con noi. Buongiorno Sicilia.
Sicilia, Amadeus dunque lascia la RAI, è ufficiale, il divorzio è diventato come dire, irreversibile dopo un incontro tra il 5 volte conduttore di Sanremo e il direttore generale dell'azienda Rossi. Il contratto che scade ad agosto non sarà rinnovato per decisione di Amadeus. Il conduttore sarebbe pronto entro fine settimana ad accettare l'offerta milionaria del gruppo Warner Bros. Discovery, quello che noi chiamiamo il 9 o la 9, che lo ingaggerebbe per farne un volto di punta del canale 9, appunto. Ho appena letto un'agenzia, come sapete per noi giornalisti le agenzie sono un po' una sorta di Vangelo, quindi ormai la cosa è così. E noi vogliamo approfondirla con Cristina Ruffino, che è una conduttrice di Studio 90 Italia. Benvenuta, ciao, ci possiamo dare del tu fra colleghi? Certo, buongiorno Michele, buongiorno Angelo e buongiorno a tutti i telespettatori di Buongiorno Sicilia. Ecco, perché la domanda che ci facciamo tutti è: ma perché? Si è capito perché Amadeus va via? Allora, diciamo subito che Amadeus ha voluto essere chiaro riguardo un concetto: non ci sono dietrologie di fronte alla sua scelta, dietro la sua scelta. Lui ha deciso di cambiare perché ha bisogno di altro, quindi ha deciso di abbandonare la RAI per passare, come hai detto tu Michele, alla 9, al canale 9, per decidere di fare altro, e vedremo un po' che cosa deciderà di fare Amadeus. Chiaro è che comunque per la RAI questa è una grande perdita in termini di ascolti e in termini di fatturato, sì, anche infatti perché ricordiamo che... Ti interrompo, scusami, perché Angelo mi aiuti. Repubblica dice oggi in prima pagina che si è aperta una voragine, una cosa del genere, c'è un titolo apocalittico, diciamo, che non so. Guarda, i giornali stamattina su questo tema spaziano tantissimo e ci sono anche indiscrezioni. 10 milioni di euro per 4 anni addirittura. Questo, 10 milioni di euro per 4, cioè ogni anno 10 milioni, no, oppure 10 milioni di euro 25. per 4. Cristina, 25, tu che ne sai di queste? Allora sì, io so qui che ballano i milioni, No, io sapevo altro. Guarda, io sapevo è il Corriere della Sera che scrive questo. Sentiamo cosa dice Cristina. No, io avevo letto dei numeri che erano più importanti di questa cifra, sì, per quanto riguarda Amadeus. Ora 10 milioni di euro per 4 anni, qualcuno invece aveva ipotizzato, cosa per me impossibile probabilmente da comprendere, che Amadeus potesse guadagnare 25 milioni di euro l'anno, ma è una cifra improponibile. Ci sarebbero 100 milioni, anch'io ho letto qualcosa del genere, 100 milioni, come un calciatore, Angelo, più o meno. Siamo a quei livelli, siamo a quei livelli. Sì. Continua, quindi da quale parte sta la verità staremo un po' a vedere. Chiaro è che ovviamente, come dicevamo prima, Amadeus lascerà la RAI in tristezza, nel senso che la RAI subirà una grossa perdita, perché gli ascolti che ha ottenuto Amadeus all'interno del Festival di Sanremo sono stati gli ascolti più alti in assoluto nella storia del festival. Basti pensare che l'ultima serata ha ottenuto 74% di share, quindi una media diciamo di 66% a puntata, tra l'altro, quindi numeri veramente incredibili. Quindi che cosa farà la RAI a questo punto? A saperlo, come dicevano ai tempi di Arbore. La RAI blocca Fiorello, però vuole assolutamente che Fiorello resti. Questa è la contromossa. Allora, e invece volevo chiederti questo. Amadeus ha smentito le voci che si erano diffuse nei giorni scorsi, che riguardavano il fatto che lui avesse chiesto qualcosa per la moglie, per esempio una conduzione, o che avesse chiesto l'allontanamento del suo ex agente. A te cosa risulta di questo? A me risulta che, ripeto, Amadeus ha detto non ci sono dietrologie, non c'è assolutamente nulla di vero, perché comunque le voci sono sicuramente tante, no? Comunque quando si parla di un allontanamento sicuramente c'è chi dice una cosa, c'è chi ne dice un'altra, però Amadeus ha detto io ho bisogno soltanto di nuovi stimoli, non ho bisogno insomma di fare polemica, e quindi ho bisogno soltanto di fare delle cose nuove, ma probabilmente di cose nuove non so se ne farà Amadeus, visto che pare proprio che alla 9 realizzerà anche un format che pare proprio sarà un format musicale stile X Factor, e poi avrà credo un programma in prima serata, e so che dall'altra parte potrebbe anche fare i soliti ignoti, perché attenzione, scadranno i diritti tra poco.
quindi probabilmente alla 9 farà i soliti ignoti. Sai tutto, Quindi siamo sai tutti tutto. qua in attesa. Cristina, Sì, sai so tutto. tutto, ma tra l'altro tra poco ci sarà anche il Totonomi per il possibile futuro conduttore del Festival di Sanremo. Allora, aspetta, perché parliamo pare di proprio. questo. Si fanno i nomi di Conti, Carlo Conti, di De Martino, tu che ne sai? Allora, diciamo che il più quotato è Carlo Conti, poi a seguire abbiamo anche Antonella Clerici, diciamo che è un altro nome dei possibili conduttori, non lo so, non la vedo molto bene questa cosa, qualcuno ipotizza anche Paolo Bonolis e qualcun altro dice anche Gigi D'Alessio. Ma Stefano Di Martino e Alessandro Cattelan non credo che saliranno sul palco dell'Ariston, ma probabilmente avranno affari tuoi, o l'uno o l'altro. Chiaro è che chi salirà sul palco dell'Ariston per l'edizione 2025 avrà sicuramente ereditato una macchina straordinaria. Una grossa Questo è responsabilità però contemporaneamente, macchina straordinaria e grossa responsabilità, visto come dire, il successone di Amadeus. Esatto Michele, anche perché mantenere questi numeri sia a livello di fatturato, perché si parla veramente di 60 milioni di euro fatturati, parliamo di pubblicità, e mantenere un 74% di share o addirittura superarlo è una cosa veramente impossibile, quindi ovviamente in bocca al lupo, devo dire, al futuro conduttore che prenderà una bella patata bollente, diciamo, una grande responsabilità. Va bene. Senti, ti volevo chiedere un'ultima cosa che così è una curiosità, rasenta un po' la pubblicità, però pazienza, è inevitabile in occasioni del genere. Ma questa 9, Discovery, questa Warner Bros., ma è la Warner Bros. Quella famosa dei film americani? Ma non credo, sarà sicuramente americano, però insomma staremo veramente a vedere, perché c'è molta curiosità, sai, perché passare dalla Rai al canale 9, vedremo un attimo che cosa capiterà. Sicuramente questa è la notizia del giorno, perché l'addio di Amadeus ha lasciato una profonda tristezza, sia all'interno dei vertici Rai che comunque, insomma, molti sono rimasti un po' di stucco, perché sembrava una cosa che non dovesse mai accadere, però alla fine è accaduta. È accaduto. Senti, ma alla 9 non c'è anche Fazio già? Allora, Fazio è stato un altro dio importante della Rai, perché ricordiamo che comunque la Rai ha perso nel corso di questi anni un sacco di personaggi. Ha perso Fabio Fazio, ha perso insieme a lui ovviamente la Litizzetto, e poi Bianca Berlinguer, poi Lucia Annunziata, che tra l'altro ha abbandonato la Rai. E tornando ancora indietro nel tempo, Michele, anche Mike Bongiorno ha lasciato la Rai negli anni 70 perché è stato assunto direttamente da Silvio Berlusconi, allora Fininvest. Sì. Quindi diciamo di importanti ce ne sono stati veramente tanti. Sì. Sto vedendo in questi giorni il giovane Berlusconi, di cui si discute parecchio su Netflix, e lì c'è proprio l'episodio che hai appena raccontato tu, cioè come ha fatto Berlusconi a prendersi Mike Bongiorno a suo tempo. Vabbè, ma lasciamo stare la preistoria, torniamo ai nostri giorni. Allora tu che cosa prevedi, diciamo, per la Rai? Ci sarà uno scossone oppure ci sarà la depressione? Allora, secondo me è la seconda ipotesi. La seconda? Io mi auguro che loro... Sì. Davvero? Io mi auguro che loro riescano a trovare un conduttore, almeno per il Festival di Sanremo, attenzione, parliamo del festival, degno di nota, e comunque mi auguro che comunque riescano a trovare una persona degna proprio di sostituire Amadeus, che devo dire ha sicuramente cambiato le sorti del festival nel corso di questi anni, perché comunque sicuramente ha percepito quelli che erano i cambiamenti del mercato musicale, del mercato discografico. Le case discografiche sicuramente gli devono dire un grazie enorme, lo devono ringraziare tantissimo, perché insomma ha creato sicuramente una bella macchina. Il festival è cambiato, a qualcuno la nuova versione non piace, ma i numeri, dobbiamo guardare quelli, i numeri hanno dato ascolto ad Amadeus, quindi complimenti a lui per il lavoro che ha fatto in queste ultime 5 edizioni. Non c'è dubbio, grazie alla nostra Cristina Ruffino per tutte queste informazioni puntuali che ci ha dato fino a questo istante. Buon lavoro sulla Studio 90 Italia, e noi adesso facciamo una breve pausa e poi torneremo a parlare di cose nostre, cose siciliane, problemi al centro storico di Palermo. Lo faremo con il nostro Marco Gullà e un ospite. State con noi, buongiorno Sicilia.
Allora, eccoci qua, siamo in diretta, buongiorno Sicilia, andiamo a Palermo con il nostro Marco Gullà, ha un ospite, vogliamo parlare della situazione nel centro storico del capoluogo dove i problemi non mancano, è vero Marco? Assolutamente sì, buongiorno Michele, ho più di un ospite, sono con alcuni residenti di via Napoli che è una delle principali vie del capoluogo siciliano, del centro storico. Al mio fianco ci sono alcuni residenti, ma c'è anche Antonio Nicolao che è il vicepresidente della prima circoscrizione, quindi non soltanto problema sicurezza, adesso magari lo affrontiamo anche il tema della sicurezza nel cuore appunto di Palermo, ma proprio in questa via qui alle mie spalle ci sono questi cassonetti che adesso vedete insomma semivuoti, Sì. ma ogni giorno non è così perché ci sono dei silos anche di birra che praticamente invadono totalmente la carreggiata, il marciapiede, creando ovviamente puzza, odore, ma soprattutto disagi anche per i residenti. Io sono ovviamente in compagnia di alcuni residenti di via Napoli, con Rosario, con questa signora che tra l'altro è una storica proprietaria di un esercizio commerciale qui in via Napoli. Signora, qui la situazione è abbastanza delicata. Assolutamente, e come dicevo prima, credo che coincidano sia l'inciviltà del cittadino che però l'inadempienza totale dell'amministrazione, perché qua siamo proprio nel punto clou dove ci sono cassonetti strapieni, silos, porte, eccetera, eccetera. Sì, scusi se la interrompo. Tra l'altro dobbiamo anche aggiungere, per chi appunto non conosce via Napoli, che siamo quasi nel salotto della città. Assolutamente, qua io vedo passare decine di turisti con la bandierina davanti e decine di persone fanno le foto, che è un colpo al cuore, perché dico, Palermo è conosciuta come una città meravigliosa, però molto sozza. Quindi dico, io credo che anche la pulizia stradale, perché il manto stradale è invaso da cicche, carte e l'odore è nauseabondo, io credo che a questo punto o si prendono provvedimenti o veramente, dico, la città è in mano a quattro scellerati che non sono in grado di gestirla, non è possibile. Rosario, che tra l'altro è anche residente in un appartamento che si affaccia insomma su questo tratto di marciapiede, hai visto di tutto in questi anni, in questi mesi? Devo dire che c'è una continuità amministrativa da Camerata Orlando alla Galla. E lo dico senza alcun dubbio, qui il problema dei rifiuti non si è mai affrontato, manca un'analisi della ragione per la quale si formano queste discariche, manca un progetto per poter affrontare il problema. E se non si mette mano, ripeto, a un progetto che tenga conto che questa è una zona che è fortemente occupata durante le ore della notte, ci sono decine di attività che restano aperte la notte, che distribuiscono cibo, bevande, non può passare il camion della raccolta 4 ore prima che chiudono le attività che fanno Livio Mancheda. Così come è necessario un controllo, perché è vero quello che dice la signora Anna Carino, da parte dei cittadini non c'è il rispetto delle regole. Devo dire che è difficile rispettare le regole qui, anche per chi volesse farlo in maniera diciamo completa, però i cittadini non partecipano, i cittadini vanno in qualche modo educati e sanzionati quando non rispettano le regole, ma dall'altra parte l'amministrazione deve avere un progetto. Volevo chiedere ai tuoi ospiti, sentono, Michele, ti sento. No, semplicemente questo, se hanno, come immagino, avuto dei contatti con l'amministrazione, con il decentramento dell'amministrazione palermitana, insomma, che se c'è un qualche rapporto, oltre che la giusta sacrosanta lamentela per quello che abbiamo visto, oltre che per quello che ci hanno raccontato. Ti risponde il vicepresidente della prima circoscrizione che appunto ha ascoltato la tua domanda. Eccolo qua. Michele, buongiorno. Buongiorno. Scusami Michele, ma di quale decentramento parli? Le circoscrizioni di Palermo, che sono 8, votano atti di indirizzo, nessuna autorevolezza, nessun impegno si può permettere una circoscrizione, nemmeno di spostare 2 contenitori di RSU. La circoscrizione materialmente elabora mozioni che diventano delibere, come quella che ho fatto io esattamente circa 6 mesi addietro.
In questo tratto ho chiesto la sostituzione dei contenitori RSU perché sono bucati e quindi fuoriesce anche del liquido che poi diventa percolato. Ho chiesto maggiori controlli da parte della Polizia Municipale proprio per educare quei tizi di cui parlava Anna Carino. Certo. Ho chiesto che venisse delimitata la zona e non con le macchine attaccate ai contenitori. Insomma, Michele, il problema è che c'è una complicità sia da parte di chi amministra questa città, ma anche dei cittadini detti panormosauri, che sono quelli che lasciano la macchina in doppia fila, che sono quelli che buttano la spazzatura a tutte le ore, sono quelli che se ne fregano di volere curare la nostra città. Però ci sono quelli buoni, ci sono quelli buoni, quelli che pagano la Tari, quelli che pagano una Tari carissima, ci sono quelli che conferiscono in orario, quelli che si occupano per esempio delle strade. Via San Basilio, una stradina qui che non viene spazzata da 6 mesi, è ormai al carico dei cittadini che la spazzano 2 volte alla settimana. Ci sono i cittadini buoni, bisogna occuparsi di quelli. E lo vogliamo affrontare un altro tema, Michele, che tra l'altro insomma, noi possiamo dire che come primo... dico, abbiamo sempre affrontato il tema anche sicurezza nel centro storico. Cambiamo, diciamo, non drasticamente, ma avviciniamoci anche ad altro argomento che tanto vi tiene impegnati, quello della sicurezza, perché questa strada di notte, soprattutto di sera, diventa quasi una giungla. Sì, sicuramente è molto abitata questa strada di sera, da persone di tutti i tipi fino alle 2 o 3 di notte. Dico, io personalmente non ho esperienze brutte per fortuna perché non esco a quell'ora. Dico, però il caos è pazzesco, sia di posteggi selvaggi, di chiusure di macchine con clacson, insomma, dico, e c'è l'assenza totale di tutti, cioè io non vedo veramente nessuna sanzione, non vedo nessun impegno in questa direzione. Se lei fa una panoramica adesso, lei vede che appunto mentre noi parliamo si conferiscono rifiuti, le macchine in doppia fila, cioè è una situazione che non può essere gestita da noi che l'abitiamo, cioè non ha senso. Ecco, e poi mi collego un attimo al discorso della pulizia, dico no, io davanti al nostro negozio bello, meraviglioso e storico, per avere pulizia la faccio io, la fa la signora che lavora con noi e purtroppo la spazzata della strada è inesistente proprio. Antonio, quindi parlavamo sicurezza. Sì, via Napoli è esattamente di fronte alla Vucciria di Palermo, conosciuta come luogo di movida. Quindi è una di quelle strade dove in qualche modo si vede di notte gente che passa, che in qualche modo magari ha bevuto un po' di più e quindi trattano le strade così per come purtroppo le vediamo. Dopo di ciò, per quanto riguarda la sicurezza, noi siamo stati impegnati sabato nel portare in una delle strade, diciamo, maggiormente molto spesso teatro di scippi, rapine, spaccio di droga e quant'altro. Abbiamo portato la cultura, abbiamo portato una banda musicale, abbiamo portato i pittori, abbiamo cercato di fare passare un messaggio ancora una volta che vorremmo sostituire tutto ciò quello che non va bene con la cultura, e noi speriamo ancora una volta che l'amministrazione comunale, ma soprattutto il prefetto e il questore possano in qualche modo intensificare la prevenzione in favore della sicurezza nel quadrilatero della stazione centrale e vie limitrofe. Io spero che l'amministrazione, il questore, la prefettura, dopo una trasmissione così netta, così, come dire, chiara e anche con le rivendicazioni così precise che sono state elencate, non so, vi dia una risposta, perché no, a questo punto sarebbe assurdo che non ci fosse nessun tipo di risposta. Non dico proprio del sindaco Lagalla in persona, ma il vice sindaco, qualche assessore che vi possa rispondere, perché le cose che avete detto sono delle cose estremamente chiare, estremamente importanti, che hanno colpito naturalmente tutta l'opinione pubblica che vi stava a sentire. A te, Marco. Sì, infatti Michele, risposte che magari non sono arrivate puntualmente, perché questo è proprio, come dicevo poc'anzi, anche il cuore dove tantissimi turisti tra l'altro passeggiano, ne stiamo vedendo alcuni, ad esempio vediamo se riusciamo anche a farvi vedere, sono
insomma una famiglia che probabilmente sta cercando la sua casa vacanze, il suo B&B, quindi in qualsiasi ora della giornata qui ci sono turisti, e non è un bel vedere, perché insomma i marciapiedi sono davvero invasi da immondizia, e poi soprattutto c'è anche il rischio di topi, insomma, che possono... Sono i topi. Rosario, tu che sei... No, per adesso ci sono i colombi che stanno pasteggiando fra i rifiuti lasciati ieri. Ma ieri il sindaco Lagalla ha presentato i 400 anni del festino presso l'Aula del Senato. Il festino passerà a 30 metri, le iniziative del festino passeranno a 30 metri da questo sito dove ci troviamo noi. Forse è il caso di fare un sopralluogo, di cominciarsi a rendere conto che almeno forse il festino giustifichi questo intervento straordinario. È un progetto per la gestione dei rifiuti, per la sicurezza in una zona che, come hanno detto i miei amici, è vissuta 24 ore su 24 da decine di migliaia di persone. I croceristi, i turisti, i palermitani, i ciclisti, le persone con il monopattino, le persone che vogliono passeggiare, i residenti, i commercianti. Ma c'è un concentramento di persone che assolutamente ha arricchito questa zona, perché bisogna dirlo, rispetto Va bene, fermiamoci qua allora. Adesso va meglio. Fermiamoci qua, grazie a voi per essere stati pazienti anche sotto la pioggia, mi pare di intravedere. Sì, è una notizia, sta piovendo. Sta piovendo. Grazie anche a Marco Gullan, naturalmente, che ha organizzato questo collegamento. Abbiamo visto in diretta i guai di Via Napoli e di una grossa fetta del centro storico di Palermo. Speriamo davvero che ci possano essere delle risposte al più presto. Adesso è il momento del nostro almanacco. Lo guardiamo insieme. Buongiorno Sicilia. La giornata mondiale della voce, che si celebra il 16 aprile, è dedicata alla valorizzazione della nostra voce come strumento essenziale di comunicazione ed espressione. Questa giornata mira a sensibilizzare sull'importanza di prendersene cura attraverso la conoscenza e la prevenzione nei confronti dei disturbi vocali, per mantenere la nostra capacità di comunicare e interagire col mondo. Quando si tratta di jogging, gli uomini potrebbero partire forte, ma sono le donne a mantenere il passo. Infatti una ricerca dell'Associazione Internazionale degli Ultra Runners ha rivelato che, superata una certa distanza, le donne tendono a superare gli uomini. Gli scienziati attribuiscono questa resistenza alla capacità femminile di bruciare energia in modo più costante e sistematico. L'espressione seminare zizzania significa creare subdolamente con malignità ostilità tra le persone. La zizzania è una pianta erbacea simile al frumento che nasce nei campi coltivati confondendosi fra i cereali. Da qui l'espressione seminare o mettere zizzania. Potentissima il leone. Quando la luna è in leone è nel regno del sole. Sembra una contraddizione in termini, e invece proprio il nostro percettibile astro, la luna appunto, si rende il leone assolutamente ferina e cacciatrice. E per citare un'altra dea olimpica, molto Diana. Ebbene, questa luna oggi porterà grandissima soddisfazione ai segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, che oggi ameranno chiarire tutta una serie di cose che non ritenevano espresse al meglio. Soprattutto il Leone amerà molto puntualizzare sul lavoro e sugli affetti. Bene anche l'Ariete in amore e Sagittario, che sembra stia per concludere un affare veramente molto interessante. Se va bene fuoco, va bene anche agli Aria, quindi Gemelli e Bilancia in pole position assolutamente, l'uno nella parte primaverile dello zodiaco, l'altro in quella autunnale, che godono di questa luna e Leone in aspetto di sestile, che quindi concretizzano accordi lavorativi Gemelli, mentre la Bilancia su qualcosa che ha a che fare con il legale e il patrimoniale. Acquario, chiaramente, se la luna è Leone, ha la luna in opposizione, quindi gli Acquario oggi sono un po' più stanchi e faranno un po' più fatica a seguire il ritmo della loro giornata. Sbarcare il lunario oggi non sarà troppo semplice per il segno della fantasia nello zodiaco.
Cosa fanno i terra e gli acqua? Il toro ha una luna di quadratura, quindi il toro è quello che subisce più di tutti questa posizione del pianeta, per cui ha una battuta d'arresto in termini emotivi. Forse ai toro oggi farà bene osservare e non agire, mentre i Vergine hanno una luna di 12ª casa, quindi rifletteranno un po' sulle insicurezze e su qualche sentimento che matura dentro di loro, ma che ancora non hanno il coraggio di fare sbocciare, mentre i Capricorno hanno una visione delle cose un po' sorniona per adesso, perché ameranno osservare guardando da lontano senza farsi coinvolgere troppo. Cancro, Scorpione e Pesci, acqua. Il Cancro ha una luna di 2ª casa, quindi oggi la luna brilla chiara e parla di oggetti e di soddisfazione materiale, mentre per lo Scorpione è una luna che tende a ricevere molte informazioni da lontano e quindi a riecheggiare un po' i rapporti con il lontano o con gli antichi amori, mentre invece i pesci da questa luna hanno semplicemente imparato che a volte basta lasciare fare agli altri. E detto questo vi auguro una splendida giornata. Grazie anche a te Marco, carissimo, buona giornata. C'è una notizia che è arrivata in pochi minuti fa, riguarda altri arresti per Messina Denaro, è sempre naturalmente la DDA di Palermo e la Procura di Palermo guidata dal procuratore De Lucia, ma anche con i carabinieri di Trapani, erano complici di Messina Denaro che riciclavano grosse somme di denaro dei clan mafiosi palermitani grazie a imprenditori compiacenti ed esperti della finanza. Quindi sono state arrestate 11 persone, non poche, 11, a 6 carcere, 5 ai domiciliari al termine di questa inchiesta. Nell'indagine, sto leggendo l'agenzia, che ha portato anche a 12 avvisi di garanzia, quindi 11 arresti e 12 avvisi di garanzia, sono finiti personaggi storici della mafia di Salemi, fedeli alleati del boss Matteo Messina Denaro, accusati di aver ripulito milioni di euro e di aver stretto una solida alleanza con le 'ndrine calabresi. Quindi è un'inchiesta che sicuramente avrà degli sviluppi estremamente importanti che noi seguiremo nel corso della giornata con TG Sicilia e Telecolor. E intanto andiamo indietro nel tempo. Nel 1914 a Siracusa esordisce Agamennone di Eschio, una tragedia greca al Teatro Greco di Siracusa. È la prima edizione delle rappresentazioni classiche, 16 aprile proprio, e l'Istituto Nazionale del Dramma Antico iniziava così questo meraviglioso cammino che è durato e dura da 110 anni. Siamo al 16 aprile del 1943, l'LSD rivela per la prima volta i suoi effetti allucinogeni ad Albert Hofmann, che ne è considerato il padre. La droga magica, simbolo degli anni 60 della Beat Generation, viene usata nella psicoterapia dalla CIA ma anche dall'esercito statunitense e diventa uno strumento spirituale, mistico, religioso, simbolo del movimento psichedelico. Nel 1967 viene messa al bando. 1953 viene varato il Britannia, uno yacht della famiglia reale inglese costruito in un cantiere navale in Scozia. La nave ospiterà oltre ai membri della famiglia importanti personalità straniere. Nell'86 permette anche l'evacuazione di più di 1000 rifugiati della guerra civile ad Aden, per poi cessare servizio nel 1997 e finire in un museo. Vediamo una foto per l'appunto. Nel 1990 allo stadio Wembley di Londra decine di rockstar si riuniscono per festeggiare la liberazione di Nelson Mandela. Il concerto a cui partecipano Peter Gabriel, i Simple Minds, Lou Reed e tanti altri artisti offre l'occasione al leader sudafricano, simbolo della lotta contro il razzismo, per i diritti, di parlare al mondo dei temi a lui cari senza nessuna censura. Guardate che folle immensa che c'era. 16 aprile ma del 2003 ad Atene si svolge la cerimonia della firma del trattato di adesione all'Unione Europea. La sottoscrizione dei 15 Paesi membri di 10 Paesi candidati determina il primo significativo ampliamento proprio dell'Unione Europea. Siamo al 2012.
Yang Kim, medico antropologo di origine coreana e nuovo presidente della Banca Mondiale. Rimarrà in carica 5 anni. La nomina avviene da parte del governo degli Stati Uniti, il più grande azionista della stessa banca. Adesso parliamo di Gianni Boncompagni, indimenticato autore televisivo, scomparso proprio il 16 aprile del 2017, aveva 84 anni, è un personaggio radiofonico, autore e televisivo, collaborava con Arbore, con un sacco di trasmissioni, ma ha anche frequentato il mondo della musica. Qui lo vediamo con la mitica Raffaella, ha anche partecipato alla composizione di numerose canzoni, soprattutto come autori di testi. Ecco, per esempio questa qui, che è Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, ed è con questo che noi vi salutiamo, vi auguriamo buona giornata. Il titolo è Tanti auguri. Buongiorno Sicilia, a domani. A domani.